Mister Sanna, in avvicinamento alla gara contro il Castiadas di domenica al Van Nissan, ore 15, in che stato di forma è la Torres? Abbiamo cercato di portare la nostra condizione fisica ad un altro livello. Abbiamo fatto due settimane ottime di lavoro. Questa settimana è stata la settimana normale di lavoro per quanto riguarda le partite ufficiali. Stiamo preparando al meglio la partita contro una squadra ottima qual è il Castiadas, allenata molto bene dal mister Mereu e con degli ex compagni molto bravi. Quali possono essere le insidie di questa gara? Le insidie possono essere quelle di non avere una condizione ottima fisica, però mi sembra che questo non sia avvenuto, quindi anche ieri abbiamo fatto un ottimo allenamento contro l'Usinese. Dobbiamo solo cercare di fare quello che abbiamo fatto in tante altre partite ed essere pronti alla battaglia dal primo all'ultimo secondo. Ci saranno delle assenze per squalifica e per infortunio, si rimedia con altri giocatori altrettanto validi? Ho detto ai ragazzi che bisogna alzare il livello, quindi anche chi gioca deve essere all'altezza di chi solitamente ha giocato. Siamo a posto, la condizione fisica ripeto che mi sembra ottimale, dobbiamo solo cercare di fare le cose che abbiamo fatto in quasi tutte le altre partite e lasciar perdere magari le ultime partite, soprattutto quelle fuori casa che non avevamo una condizione fisica ottimale. Grazie.